Si è svolta presso il Vega, Parco Scientifico Tecnologico di Venezia, la conferenza Federalismo e Competitività, promossa e realizzata da Unicamere del Veneto e dal Consiglio regionale del Veneto. Oggi abbiamo presentato il terzo di una serie di studi che abbiamo fatto sui costi del non federalismo e sulla competitività della nostra regione, come questa può essere danneggiata dal fatto che la nostra regione e i nostri cittadini contribuiscono fortemente alla solidarietà nazionale, quindi al cosiddetto fondo di perequazione, ma in maniera talmente massiccia che alla fine ci rimangono pochi fondi per la nostra regione e quindi per finanziare le infrastrutture oppure per ridurre il livello di imposizione fiscale che nella nostra regione è molto alto e troppo alto. E quindi abbiamo fatto un paragone anche con l'aiuto alla solidarietà che altre regioni europee fanno e abbiamo riscontrato che altre regioni europee dinamiche, avanzate come la nostra, danno sì un aiuto, ma non ai livelli della nostra regione. Quindi si crea una situazione anche di concorrenza sleale fra regioni europee. E do alcune cifre. Noi regaliamo pro capite circa 3.300-3.400 euro all'anno, il che vuol dire per il Veneto circa 16 miliardi di euro. Questo vuol dire circa l'11,5-12% del PIL, quasi un quarto delle tasse che paghiamo allo Stato. Se noi guardiamo la Baviera, dal 12-11,5% del PIL nostro, questo regalo si riduce al 3,5%. Questo quindi vuol dire che i cittadini bavaresi e le imprese bavaresi hanno un vantaggio di competitività nei confronti delle nostre imprese. Questo vuole anche dire, per noi, il nostro compito come sistema camerale di tutelare lo sviluppo economico e la competitività della nostra regione, competitività economica, che in prospettiva noi rischiamo di diventare una regione non competitiva, di perdere quote di mercato e se va male il Veneto, va male anche tutto il resto del paese. In sintesi, le tre regioni che regalano di più sono Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna, che in questo momento sono sotto pressione e rischiano fortemente causa questo residuo fiscale troppo alto. Per chiudere abbiamo fatto un paragone quasi come un gioco, il Veneto sesta regione a statuto speciale, bene, se noi assomigliassimo al Trentino, lo dico solo con una cifra, il nostro bilancio regionale aumenterebbe di circa 20 miliardi di euro. Immaginatevi voi che cosa sono 20 miliardi di euro, che sono circa 40.000 miliardi di lire delle vecchie lire. Rimane il fatto che sono sempre e solo le medesime regioni che sostengono l'Italia, che contribuiscono positivamente a questa crescita italiana. La partenza più veloce possibile, perché altrimenti più si sposta la partenza più si allunga, e poi vigilare su quelli che sono i disegni di legge, tenendo in considerazione quello che è già stato e quello che abbiamo già prodotto in questi 2 anni e mezzo.